56 colonne, in gran parte di granito, con il riutilizzo di elementi lapidei romani. Aveva una funzione essenzialmente pratica, quella convogliare le acque di una sorgente che addirittura arriva dalla Serbia per i bisogni della città. E fu abbandonata dopo il 1423, cioè dopo la conquista musulmana, poiché per i sultani ottomani, che avevano una visione più rigida dal punto di vista della stretta osservanza dei precetti coranici, non era bene utilizzare l'acqua che non fosse sorgente, ma che provenisse da una cisterna, comunque in un luogo dove stagna l'acqua, e quindi cadde in disuso fin quando poi fu riscoperta nel XIX secolo ed è stata restituita. Ha la forma di una basilica, infatti viene chiamata basilica cisterna non perché si celebrasse un culto, ma proprio perché è una selva di colonne che in qualche modo ricorda una basilica romana. Serviva proprio come contenitore d'acqua, come cisterna, vedete i fori dei quali, quindi il livello dell'acqua lo possiamo immaginare alto a seconda. Vedete che nelle colonne ci sono ancora i segni dove arrivava l'acqua, vedete, si vedono proprio le tacche.